Al via le procedure per le agevolazioni Tari, imposta pubblicità, IMU e TOSAP per i commercianti di Agrigento. A comunicarlo è l'assessore alle attività produttive Franco Picarella, il quale chiarisce che sono state avviate le procedure per l'assegnazione delle agevolazioni previste nei fondi perequativi destinati alle attività produttive colpite dall'emergenza Covid. Picarella continua affermando come i beneficiari sono i titolari di utenze non domestiche delle bollette Tari 2020, tra cui attività produttive, artigianali e commerciali, turismo, servizi, che è stata ridotta del 75% del coefficiente KD per la determinazione della quota variabile. Per l'imposta della pubblicità un credito d'imposta pari a 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020, a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie. È riconosciuto altresì, continua Picarella, a favore dei soggetti passivi di occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche che hanno subito la chiusura delle rispettive attività, un credito d'imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione, pena decadenza, entro il prossimo 31 marzo. È riconosciuto a favore dei proprietari che siano anche gestori di attività economiche, disponenti la chiusura delle rispettive attività di un credito d'imposta pari alla quota comunale dovuta all'IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di categoria A10, C1, C3 e D. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione, pena decadenza, entro il 31 marzo. Sul sito internet del Comune di Agrigento saranno scaricabili gli avvisi e le domande di presentazione relativamente alle agevolazioni sopra citate.